Nel cuore di Torino, nell'ala di Palazzo Chiablese prospiciente la Piazzetta Reale, è il Museo del Cinema. Unico in Europa, illustra in una ventina di sale l'evoluzione della fotografia e del cinema dalle loro più lontane origini. E in una sala di proiezione, capace di 120 posti, presenta i film più significativi di ogni periodo e di ogni paese. Delle più antiche opere sulla camera oscura, l'edizione latina e quella italiana del De Magia Naturalis di Giovanni Battista della Porta, vissuta nel Cinquecento. L'Ars Magna Lucis et Umbre, pubblicata nel Seicento dall'inventore della lanterna magica, abate Athanasio Kircher, ed altri scienziati del Settecento, quali il Gravesand e la Benoyer. Alcuni degli apparecchi che servivano nel Settecento e nell'Ottocento alla visione di immagini o direttamente o per proiezione. I pantoscopi, la boîte pour optique, le ombre cinesi e le lanterne magiche. Nei pantoscopi, detti mondo nuovo, attraverso lenti rotonde si potevano ammirare prospettive colorate, rievocazioni storiche o scene divertenti. Vari tipi di pantoscopi sono raffigurati in stampe e illustrazioni popolari del Settecento e dell'Ottocento, il tipo veneziano, il tipo cinese, il tipo francese e molti altri ancora. Una delle incisioni riporta i versi dell'imbonitore. Signori avanti che la sera è tarda, vedrete meraviglie affatto strane, 2 giganti a cavallo di 2 rane e una mosca che tira di bombarda. Ogni mondo nuovo aveva le sue vedute trasparenti e a quell'epoca, oltre ai costosi libri illustrati, non vi era che il mondo nuovo a far conoscere le più rinomate città d'Europa alla gente del popolo. La stessa funzione avevano le boîte pour optique, in cui attraverso una sola lente rotonda le vedute si ammiravano riflesse in uno specchio. Altro spettacolo che ebbe vasta diffusione nel Settecento fu quello delle ombre cinesi. Il museo conserva fra l'altro il teatrino che appartenne a Re Carlo Alberto, con scenari e figurine. Le ombre fantastique e l'ombrocinema sono di data più recente. Lo spettacolo pre-cinema per eccellenza fu tuttavia la lanterna magica. Si proiettavano intere storie figurate ad episodi, quali Genoveffa di Brabante o Robinson Crusoe. Si gioca con l'immagine che, proiettata su muri e su tela, diventa diletto per le dame incipriate e gentili del mondo di ieri. Malizie, furberie e piccole invenzioni riescono ad animare i personaggi dei vetri per lanterna. Sembra uno scherzo, ma si dà il via al movimento delle immagini.
Le sale dedicate alla storia della fotografia, iniziando dagli studi sulla fisionomia, illustrano i suoi creatori, Nipze e Daguerre. Il diorama di Daguerre, spettacolo assai noto ai suoi tempi, diede origine a vari poliorami e panorami, dai quali si potevano ottenere effetti di luci e di ombre o rapidi cambiamenti di scena. Tra i documenti più rari della fotografia vera e propria, l'album di Alphonse Bernoux 1860 e una fotografia con autografo di Giuseppe Verdi 1886. Molti e vari gli apparecchi fotografici italiani e stranieri. Tra le caricature ispirate dalla fotografia, quella del 1866, in cui Re Vittorio Emanuele II fotografa da lontano Trento e Trieste. Nella vetrina degli stereoscopi, le diablerie della prima metà dell'Ottocento, ispirate agli spettacoli di varietà dell'epoca. Una stampa popolare d'Épinal che quasi anticipa i quadri successivi dei primi film a soggetto. La cronofotografia che scoprì l'analisi e la sintesi delle immagini. Émile Renaud e il suo prassinoscopio, 1878. Ai creatori del cinema, fratelli Lumière, il museo dedica un'intera sala. Il loro primo apparecchio e altri cimeli. Su di un piccolo schermo, proiettati in continuazione, alcuni loro primi film, 1895. Edison e il suo fonografo. Apparecchi cinematografici da presa e da proiezione di vari tipi e marche, italiane e straniere. L'affisso del Bionographe Gaumont, annunciante nel 1901 un film sonoro e parlato. Un proiettore Pathé del 1907. Affissi della Biographe e della Pathé dei primi del Novecento. Questo è un modellino del 1908 dello scenografo Bonifanti per Gli ultimi giorni di Pompei, dell'Ambrosio Film. Ingrandimenti ed affissi di Cabiria, il primo grande film d'arte realizzato da Giovanni Pastrone nel 1914. Altri affissi dell'Itala Film di Torino. La vetrina dedicata ad Ernesto Maria Pasquali, che lanciò il comico Polidor, raffigurato in un bozzetto originale di Giovanni Grande. Dive del cinema muto italiano, da Pina Menichelli a Francesca Bertini. Lida Borelli e il suo regista Nino Auxilia. In un affisso tra i più importanti della vasta collezione del museo, Rodolfo Valentino nei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Due momenti della tecnica cinematografica, uno dei primi proiettori, 1908, e uno recentissimo funzionante nella cabina di proiezione del Museo del Cinema. Così a Torino, di dove il cinema italiano mosse i primi passi, sono conservati i cimeli di un'arte nota come passatempo e che costituisce oggi un elemento vitale della nostra civiltà.